Andrea Pala, enologo sardo, avverte che l'introduzione o l'inasprimento dei dazi doganali statunitensi sui vini italiani e di conseguenza anche in quelli sardi potrebbe danneggiare gravemente il settore vitivinicolo, in particolare le cantine medio-piccole che dipendono dall'export verso gli USA. Aumenti dei dazi renderebbero i vini italiani meno competitivi, portando a una perdita di quote di mercato e a una possibile sovrapproduzione interna con effetti negativi sui prezzi. Pala suggerisce di diversificare i mercati, puntare sul brand e costruire relazioni dirette con gli Stati Uniti. Inoltre chiede ancora un'azione coordinata tra le istituzioni italiane ed europee per proteggere il settore. Nel 2024 le esportazioni di vino e distillati dalla Sardegna hanno raggiunto i 15 milioni di euro con un incremento del più 8%. La provincia di Sassari e Gallura ha contribuito con 6,2 milioni, il 41,3% delle esportazioni regionali. Pensiamo che la Sardegna rappresenta l'1% delle importazioni del vino italiano. E in attesa della 57esima edizione del Vinitaly è tutto da programmare e da affrontare.